Messaggio del presidente Mattarella per la giornata mondiale contro le mine. Sono un crimine contro l'umanità, la guerra è disumana, sottolinea il Capo dello Stato. Nadia Zikowski. Oggi più che in altri tempi possiamo apprezzare il valore della convivenza pacifica, della cooperazione tra i popoli, dell'importanza di rispettare le convenzioni internazionali. È un messaggio a sostegno della campagna italiana contro le mine, quello che Mattarella scrive nella giornata in cui le Nazioni Unite intendono sensibilizzare il più possibile sui danni provocati da questi strumenti di morte, particolarmente odiosi e subdoli, scrive Mattarella, utilizzati nonostante siano stati banditi da convenzioni e trattati. Sono le mine antiuomo usate per terrorizzare la popolazione, per provocare stragi, per mutilare soprattutto la popolazione civile, destinando cittadini inermi, bambini, donne, anziani a vite cariche di difficoltà e sofferenze. Il loro utilizzo è un crimine contro l'umanità, scrive il Capo dello Stato, che si aggiunge alle responsabilità del conflitto. Ogni guerra è disumana, prosegue, nelle guerre si fanno scelte tanto crudeli da travalicare ogni limite dell'orrore, come disseminare il terreno di ordigni che restano inesplosi. Fermare la guerra è possibile, il pensiero, insistendo ovunque senza mai derogare sulle ragioni dell'umana civiltà. Un mio viaggio a Kiev, ci stiamo lavorando, io sono disponibile. Così Papa Francesco sul volo di ritorno da Malta.